C'è oggi come qualche Perché? Noi abbiamo provato a percorrere la strada istituzionale rivolgendoci a comune, soprintendenza e quant'altri per riuscire a riportare la villa in una condizione di normalità e di fruibilità che ci spetta come cittadini. Abbiamo avuto una serie di incontri successivamente al funerale della villa che si è svolto il 22 luglio 2013, incontri che non sono approdati a nulla, tante belle parole, tante promesse, l'ultima del 20 novembre c'è stato promesso che sarebbe stato fatto il bando di concorso per il restauro della cassa armonica, siamo arrivati ad aprile ed è tutto come prima e anzi peggio di prima. Dunque, un'attenzione che manca, cioè un ascolto che manca. La manifestazione di oggi chiede insistentemente da subito che cosa? Che la cittadinanza venga ascoltata, anche perché siamo stufi delle promesse ricevute da questa amministrazione rispetto a una democrazia partecipata che si è manifestata solo in proclami senza nessuna condivisione con la popolazione. Uno per tutti è l'esempio degli eventi Coppa America, Coppa Davis, non c'è partecipazione e fondamentalmente denunciamo che il Forum delle Culture, che avrebbe dovuto diffondere a livello internazionale la storia della città di Napoli, si è ridotta a una serie di piccoli eventi condivisi con gli amici degli amici senza avere nessun riscontro delle istanze della popolazione. La partecipazione di oggi di tanti cittadini, ma soprattutto anche di bambini, è significativo, no? Sì, è enormemente significativo e ciò ci fa piacere perché con questa manifestazione noi vogliamo ribadire insistentemente la nostra presenza sul territorio. Sono 7 anni che combattiamo e che portiamo avanti dei principi di giustizia e di libertà per la nostra città, veniamo sistematicamente inascoltati ed ecco che siamo nuovamente in villa a parlare di decoro, a parlare di libertà, a parlare di bene comune affinché noi, i nostri figli e le generazioni future ne possano usufruire liberamente. Diciamo no a un'amministrazione che finge di interessarsi semplicemente del problema, come quanto è avvenuto nella giornata di ieri, in cui è stato messo un vestito a festa alla villa comunale, 4 spazzini che hanno ramazzato la villa, un po' di acqua nella fontana, giusto per non far vedere l'indecenza che regnava in questa struttura pubblica. I ragazzi venivano qua, io me lo ricordo, giocavano, erano liberi e tranquilli, senza problemi. Oggi per esempio io se avessi un figlio dell'età dei miei figli allora di 10-11 anni non saprei dove portarli, perché questa città non mi offre più niente per questi ragazzi. Ma a parte questo proprio non offre manco più il concetto del capire la storia, del capire quelle che sono le nostre radici, la nostra evoluzione da quando eravamo vecchi a quello, cioè non c'è più niente, non c'è più nulla. È una vita allo stato dei fatti senza speranze. Avrei voluto un poco più di presenza io oggi. Forse delle istituzioni o della... No, ma neanche le istituzioni in questo momento mi interessa poco, mi interessa l'istituzione dove sentire il nostro grido. Più partecipazione da parte dei cittadini? Sì. C'è un abbattimento, io diciamo. Ho la sensazione che ci hanno tolto la speranza. Possiamo trovarci nei vicini? Vi faccio fare il break e poi la ripresa qua, faccio fare la chiusura con Sì.
Dilla!